Ciao followers, benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Lesemo qualcosa insieme prima di andare in letto. E stasera continuiamo con la lettura di 50 sfumature di nero e riprendiamo dalla parola porca miseria! 3, 2, 1, ciak, si gira. E a mia vocina interiore esprime una certa soddisfazione. E se questa, e se questa non è una dichiarazione d'amore, non so proprio cosa che sia. E però mi viene fuori come un fiotto impetuoso. Christian, perché te pensi di avere un'anima oscura? Un'anima buia? Mi non diria mai. Triste forse, ma te si generoso, te si sentie e non temere mai mentio. So sempre impegna molto, impegna massa. Sabato scorso è stato un shock per me, un shock, tu capito? È stata una specie di risveglio. Ho capito che te che ieri dalle zero con me e che non potevo essere la persona che te volevi che fosse. Poi, quando te go mi sono resa conto che il dolore fisico che te go sa e che te mi infliggevi non era niente in confronto a quello che ho provato per averte perso. Mi voglio compiacerte, ma è tanto difficile, setto. Dite me compiasi tutto il tempo, sussurra lui. Quante volte goi da dirti o non te vuoi proprio capire, Anastasia? Non ho mai saputo quello che te pensi. Qualche volta te sì proprio così sarà, come un'isola. Te mi intimidissi. Forse se per questo che sta zitta. Non so quale direzione tu era il tuo umore. Forse un fiato come quello dei miei capelli stasera. Passa da un estremo all'altro in un istante, tutto in un momento. E mi confonde e mi non mi permetteria mai di toccarti, mentre io desidero così tanto mostrarti come che te amo. Io sbatte le palpebre verso di me, in te scuro, con diffidenza penso. E mi non posso resistere che P non che faccio P. Mi slacio a cintura di sicurezza e vago a sentarmi in te ginocchi, cogliendolo di sorpresa, che tolgo il volto tra i mani. Mi te amo, Christian grigio, e ti sei pronto a fare tutto questo per me. Sommi quella che non te merita, setto, e mi dispiace di non poter fare tutte quelle cose per te. Forse col tempo, non so, setto, ma sì, dei, ma quasi quasi accetto la tua proposta. Dove vuoi da firmare? E ho le mie braccia stringendomi a sé. Oh, Anna, e sospira, affondando il naso in te miei capelli. Stiamo sentai a bracciai ascoltare la musica, un confortante brano a pianoforte che riflette le nostre emozioni e addolce tranquilla calma dopo la tempesta. Mi rannicchio tra i suoi bracci, apposando la testa nell'incavo del suo collo. E mi accarezza dolcemente a schina. E il toccare è un limite assoluto per me, Anastasia, capisci to? Io so, però vorrei capire il perché. Dopo un fià, Eol sospira e con dolcezza il dise. Covo un'infanzia terribile, uno dei protettori di puttana drogà e a voce che vi a mancare e il suo corpo si tende mentre rievoca qualche immagine inenarrabile di qualche orrore passato. Ricordo tutto e il mormora rabbrividendo.
mi si stringe il cuore a ricordo delle cicatrici, delle brusature che mi marchiarono la pelle. Oh, Christian, lo abbraccio ancora più forte. E ieri a violenta, tomare, e a me voce se bassa, addolcia dai lagrime non versai. No, che mi ricorda, Setto, io ero indifferente, non mi proteggeva dal suo magnaccia, sospira. Penso d'essere sta mia torme curedea, quando a fine se la copà, e se passa 4 giorni prima che qualcuno desse l'allarme e ne trovasse e ne catasse. Mio ricordo molto bene, non riesco a contenere un sussulto di orrore. Gesù, e a mia bile sai in gola. È veramente un gran casino, sussurro. In 50 sfumature, il zunzeo. Che dà un baso in tel coeo, cercando e offrendo conforto, mentre immagino un tosateo piccenins, onto e con gli occhi grigi suo accanto al corpo del suo mare morta. Oh, Christian, e respiro il suo profumo. È divino, è divino, è la fragranza che preferisco al mondo. Io mi strinse me base i capelli e mi accocco nel suo braccio, mentre Taylor sfreccia mezzanotte. Quando che mi sveglio sembro di attraversare Seattle. Ciao, il dise Christian dolcemente. Scusa, mormoro mentre mi tiro su, sbattendo le palpebre e stirandomi. Sono ancora tra i suoi bracci, tra i suoi ginocchi. Potrei guardarti dormire per sempre, Anna. Hai detto qualcosa? No, siamo quasi arrivati al tuo appartamento. Non andiamo mica da te. No, siamo quasi arrivati. No, 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 mi tiro su a sentare e guardo. Perché no? Perché domani c'è da lavorare. Ah, faccio il broncio. Perché? Hai in mente qualcosa? Gatto in mente qualcosa? Mi vergogno, bah, forse, chissà che sa. E io ridacchia. Anastasia, non ti toccherò di nuovo, no finché non te mi supplicherai di farlo. Cosa? Così ti inizierai a comunicare con me. E la prossima volta che faremo l'amore, te mi direi esattamente quello che te vuoi, nei dettagli. Oh, e mi fa spostare dai suoi ginocchi mentre Taylor accosta avanti casa mia. Christian e smonta e mi versa a portiera. Oh, che cosa partì? E si divise il retro della macchina, apre il bagagliaio e ne tira fuori una grossa scatola avvolta nella carta regalo. Che cosa cavolo sarà mai? Aprila quando che te sarai dentro. Tu non vieni? Non te viene mica dentro anche a te? No, Anastasia. E ora quando che sei che si rivedremo? Domani? E il mio capo vuoi che vada fuori a bere qualcosa con lui domani? E sguardo di Christian si indurisse. Davvero? Ma ne so voce che sei una minaccia latente. Per festeggiare la mia prima settimana, mi affretto ad aggiungere. Dove? Dove andasio? Non lo so. Poderia venire torte. Ok, ti scriverò un messaggio o un'email. Vabbè. Mi accompagna al portone e aspetta che mi trovi a chiave di casa, nella borsa, mentre verso a porta si avvicina e metto il mento, facendomi piegare a testa all'indrio. E solavari e si posa sui miei. Poi, socchiudendo gli occhi, e mi conversa de basi dall'angolo di occhio a quello della bocca. E mi sfuse un lievito gemito, un lieve gemito, e mi sciolgo del tutto. A domani, sussurra. Buonanotte, Christian. Vai a letto che è tardi. Sento il bisogno di lui, ne a me voce. E mi sorride. Entra, vien dentro e mi ordina, e mi attraverso l'atrio col misterioso regalo tra i bracci.
A più tardi, piccola, mi disse, poi se volta e torna in a macchina. Entra nel mio appartamento. Entro nel mio appartamento, verso il pacco e trovo il portatile MacBook Pro e il BlackBerry e un'altra scatola rettangolare. Cosa che sarà mai dentro? Verso la carta argentea. Dentro che se ne custodia di sottile pelle nera e a verso, accidenti, un iPad, che è un biglietto bianco su un schermo. Come sai, ho scritto una calligrafia di Christian. Anastasia, questo se partì. So quello che te vuoi sentirti dire. E a musica qua dentro, io dise per me, Christian. Una compilation di Christian Grey in un lussuoso iPad. Scuoto la testa in segno di disapprovazione perché a spesa, ma dentro di me io adoro. Jack in ufficio nega uno, anche lui, perciò so come che funziona. O impisso e sussulto quando appare un'immagine salva schermo, un mode India elegante. Oh mio Dio, è il Blahnik L23 che corregga a me, monta su un piedistallo de vero e posa su quella che penso sia scrivania de Cristi in ufficio. Io fisso a bocca aperta. Io ga costruio pa davvero. Ora ricordo che aveva città nel biglietto che accompagnava i fiori. Vacillo e mi rendo conto in quel momento che Christian pensa molto a questo regalo. Faccio scorrere a freccia a base del schermo per sbloccarlo e sussulto di nuovo. E a foto del sfondo ritrae Christian e me alla cerimonia della laurea. È quella che è apparsa sul Seattle Times. Christian è così bello che non riesco a trattenere un ampio sorriso. Eh sì, è il Zé mio. Col deo faccio scorrere icone e su schermo ne appaia diverse. Le app di Kindle, iBook, Word e a British Library. Tocco l'icone e appare il menu. Coesione storica. Faccio scorrere i titoli, scelgo romanzi del XVIII e XIX secolo, un altro menù, picchietto sul titolo. È americano di Harry James e si versa una nuova finestra offrendomi una copia scannerizzata del libro. Porca miseria! È una delle prime edizioni pubblicate nel 1879 e è sul mio iPad. Christian ha messo l'intera British Library. Esco velocemente dall'applicazione, sapendo che poderia permanere per l'eternità. Noto l'app Buon Cibo che mi fa alzare gli occhi al cielo e sorridere allo stesso tempo. L'app Notizie, l'app Meteo, ma Christian e il suo biglietto parla di musica. Torno a schermata principale, tocco l'icona dell'iPod e appare una playlist. Faccio scorrere i titoli e l'elenco mi fa sorridere. Thomas Tallis, non me lo dimenticherò tanto in fretta. L'ho ascoltato 2 volte soprattutto e dopo tutto, mentre io il me fustigava e me scopava. Witchcraft. Il mio sorriso si allarga, volteggiando nel salone, e a trascrizione di Bach del concerto di Sandro Marcello. Oh no, questo è massa triste per il mio umore attuale, non posso ascoltarlo. Jeff Buckley, sì, ho sentito, Snow Patrol è la mia band preferita, una canzone che sentite a Principles of Last degli Enigma. Molto da Christian. Sorrido. Un'altra intitolata Possession. Oh, mi fa molto 50 sfumature, Mister 50 sfumature e altre che non ho mai sentito. Se sia una canzone che attira la mia attenzione e sfiora il tasto play, ha sentito e attrae, Nelly Furtado inizia a cantare e a sua voce è come una sciarpa di seta che mi avvolge e mi stendo intelletto. Significa che Christian che proverà questa nuova reazione. Mi immergo nei parole della canzone, guardando il soffitto e cercando di capire il suo cambiamento. Che so manca. E io se mancami, deve gada provare dei sentimenti per me, e il gada vero da provare dei sentimenti. Questo iPad, queste canzoni, queste app, e che importa di me, che importa davvero, e il mio cuore si gonfia di speranza. Trai, finisce le lacrime, mi riempie gli occhi, passo in fretta un'altra canzone, The Scientist di Coldplay, uno dei gruppi preferiti di Kate, e la conosco. Ma alla prossima puntata!